Dottore Messina, oggi conferenza relativamente al bilancio della Confesercenti in un momento difficile dove le tantissime emergenze purtroppo stanno creando tantissimi danni alle piccole e medie imprese. Ma indubbiamente c'è un prima e un dopo del Covid. Oggi noi riflettiamo sul dopo Covid. Bilancio è difficile tracciarlo, 25 mesi di crisi devastante che ci portano a discutere di una ripresa complicata se non difficile, perché chiudere è facile, con una firma su un DPCM si chiude, riaprire e far rialzare le saracinesche e rimettere in moto quella che è l'economia di una città, nel caso di Agrigento, è un argomento molto complicato. Ecco, noi oggi rifletteremo su questo, rifletteremo su questo patto di condivisione che deve necessariamente nascere con le amministrazioni comunali. Noi ci salviamo dal punto di vista economico se tutti percorriamo un'unica strada che deve portare a quello che è l'obiettivo principe, far riprendere l'economia di una città, far riprendere l'aspetto sociale, l'aspetto economico e la ripresa dell'identità di questa città. Ecco, noi oggi rifletteremo su questo cercando di dare il nostro piccolo contributo da associazione datoriale. Soddisfatto delle misure del decreto Meloni? Ma è un primo passo, lo verificheremo e poi vedremo nel proseguo come il governo Meloni si muoverà. È chiaro che sulla prima legge finanziaria non ci potevamo aspettare tanto di più rispetto a questo. Ci sono tanti argomenti sul tappeto e tante polemiche, alcune strumentali, alcune serie, mi riferisco all'innalzamento del tetto del contante, mi riferisco al POS, ad esempio la moneta elettronica. Il vero problema per noi commercianti sta nelle commissioni, non tanto sui 60 euro o più o 60 euro meno, proprio su quello che è l'aspetto principale, che sono le commissioni, che spesso superano l'utile del commerciante. Mi riferisco ad esempio a un impianto di carburanti, mi riferisco ad esempio alle librerie, dove ci sono ricariche e margini talmente bassi da essere in alcuni casi azzerati, in altri addirittura molto risicati rispetto a quello che è la Commissione. Una riunione oggi, una sorta di consuntivo tra i vari iscritti, si fa il punto della situazione dell'anno in un momento sicuramente catastrofico per le piccole aziende. L'assemblea annuale è un momento importante perché ci dà la possibilità di fare un bilancio di quanto fatto negli ultimi 12 mesi, ma è anche un momento per dettare le basi per la programmazione futura. Come giustamente lei diceva, stiamo attraversando un periodo molto critico. Per la verità il 2022 era iniziato sotto i buoni auspici perché sembrava che ci si indirizzasse verso un rilancio dell'economia, tuttavia nella seconda parte dell'anno sono cominciate le ombre, perché le conseguenze dell'aggressione della Russia all'Ucraina, poi l'inflazione a 2 cifre, lo spettro della recessione, tutto questo ha determinato un rallentamento nella ripresa e quindi l'anno non si chiude sotto i migliori auspici. Oggi cercheremo di vedere come, oltre a rafforzare la linea di politica sindacale dell'associazione, vedremo come mettere a punto anche quegli strumenti che l'associazione è in grado di offrire ai propri associati, perché in un momento come questo c'è bisogno di assisterli. Lo abbiamo fatto durante la pandemia anche con un supporto di tipo psicologico, oggi speriamo di farlo attraverso l'utilizzo delle misure che il governo nazionale e regionale pongono in campo per poter sollevare le imprese da questo stato di prostrazione.